2009 volge al termine, carico di ricordi meravigliosi per i tifosi del Padova. Uno su tutti, basta chiudere gli occhi, sciogliere con la fantasia la neve di questi giorni e tornare a quel torrido 21 giugno. Un caldo pomeriggio nell'Interland milanese, dove il Calcio Padova compiva il miracolo con la M maiuscola. A 4 giorni da Natale, quella domenica sembra così lontana. Il presente si chiama Serie B. I tifosi del Padova hanno fame di nuove emozioni, fretta di scrivere nuove pagine della storia centenaria biancoscudata. Si sa poi che nel calcio la gloria di imprese passate svanisce più in fretta della scia di un aereo, e allora sotto con la Serie B, speranze e desideri per l'anno nuovo, delusioni ed emozioni di questo primo scorcio di campionato. Lo abbiamo chiesto ad alcuni grandi tifosi, quelli che il sabato soffrono e gioiscono per questa maglia. Ci hanno risposto con franchezza e con la solita travolgente passione. La squadra certamente è una buona squadra, costruita per raggiungere il traguardo dei playoff e speriamo possa arrivare. Quindi tu credi che la società l'abbia costruita proprio per i playoff e non per la salvezza tranquilla come hanno sempre voluto sostenere? Anche se non hanno ammesso, io credo certamente sì che il presidente Marcello l'abbia costruita per arrivare ai playoff, almeno la speranza era quella. Ha avuto un periodo un po' cupo, diciamo, 4 partite perse, però ha sempre giocato bene, comunque dà delle ottime soddisfazioni, insomma perde ma gioca a calcio, non c'è male. Chi proponi? Chi vuoi che proponga? Hanno parlato anche di Corradi, hanno parlato tempo fa, però penso sia un po' irraggiungibile. Comunque un attaccante che faccia gol, perlomeno più gol di quelli che giocano, perché un po' sbagliano, un po' di sfortuna, un po' di tutto, diciamo, e va fuori il pallone, non va dentro in rete. Hai sentito qualche voce sul fatto che Italiano potrebbe lasciare Padova a gennaio? Sì, ne ho sentito parlare, sarebbe un peccato. Cosa ne pensi? Pensi che effettivamente il Torino possa riuscire a rubarcelo? Oddio, non si può mai dire, sinceramente sì, l'eventualità non è possibile, sì. Ovviamente tu speri che resti? Io sì, personalmente sì, secondo me è uno dei giocatori con più personalità. Chi potrebbe arrivare a gennaio secondo te? Magari Toni che è svincolato, se c'è Staro vuole fare uno sforzo. Io spero un trequartista e una punta, prima punta, che sia un'alternativa per Soncin, secondo me. Qualche nome da proporre? Oddio, Locatelli come trequartista mi piacerebbe molto, che adesso è al Mantova, ex Siena e Bologna. È molto buono e potrebbe servire alla causa biancoscudata. E vorrei Abruscato e un ritorno, quello di Alessandro Del Piero. Italiano parte o resta? Secondo me resta, non può andare via. Io ti dico sinceramente che questa voce mi è nuova. Non penso comunque che Italiano vada via da Padova, perché anche lui ha voluto scommettere a venire a giocare a Padova per prendere questo impegno con questa società, e anche Quivone De Franceschi. Non penso che rinuncia a Padova così facilmente dopo aver scelto, insomma, questa società. Chi è l'acquisto che ti ha convinto di più e quello di meno invece? Vincenzo Italiano di più e Ciani di meno.